Premiati dalla Regione i comuni che hanno messo in pratica mezzi efficaci per contenere il consumo di energia. I comuni del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti sul fronte dell'efficientamento energetico sono stati premiati questo pomeriggio a Tissano di Santa Maria la Longa, dove per noi c'era Lillo Montalto Monella. Un questionario a cui rispondere 6 i criteri di valutazione. L'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia ha premiato i comuni che più si sono impegnati per ridurre i consumi, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico. A Caneva, ad esempio, si utilizzano all'interno degli appalti pubblici criteri ambientali premianti che vanno più in là dei requisiti minimi di legge. C'è particolare attenzione all'utilizzo di materiali e di materie prime che vengano chiaramente da un percorso di riciclo e riutilizzo. Tra i premiati anche Valvasone Arzene, che ha in progetto una comunità energetica, pannelli fotovoltaici nel terreno di un'ex caserma. Si parla di 1 megawatt di potenza, mentre le attuali comunità energetiche che esistono in Italia sono tarate sui 20-40 kW. Possiamo anche bilanciare i consumi dei cittadini che vivono nel centro storico, che è attualmente in zona A, dove ci sono dei vincoli all'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Rispetto alla prima edizione del premio, nel 2019, i progressi più netti sono stati fatti nell'ambito della mobilità, soprattutto colonnine elettriche per auto e bici, ma i percorsi ciclabili per il quotidiano in molti piccoli comuni sono ancora rari, anche se non mancano eccezioni. Abbiamo puntato molto anche sul biciplan perché siamo confinanti con la Slovenia, dove che loro tanto lavorano sul biciplan. Le interconnessioni tra comuni diversi sono molto interessanti perché sono fattibili. C'è un problema effettivamente legato alla capacità operativa dei comuni, alla disponibilità di risorse, anche se ultimamente è aumentata questa disponibilità, però sicuramente rimane ancora del lavoro da fare, ma il trend è positivo.